Buonasera e bentornati al Pala BFC per questa settima giornata di andata del campionato di Serie B femminile. Questa sera la Vittoria Basket San Bonifacio con il numero 5, la capitana Giulia Peretti, 6 Adele Eppiani, 7 Sinda Agimi, 9 Sofia De Marchi, 10 Anna Pusceddu, 11 Ludovica Zampieri, 12 Alessandra Franco, 14 Manola Eboigboudin, 17 Elena Giovanna Ramò, 22 Cristina Aquilini, 66 Dell'Olio Veronica. Capo allenatore Michele Tomei, primo assistente Katia Poletto, secondo assistente Nicola Bastoni, accompagnatori Paolo Giovanni Bissoli. E per il basket femminile conegliano, con il numero 3 Silvia Ostan, 5 Silvia Marcon, 7 capitana Claudia Mabiglia, 8 Elena Lazzari, 9 Rossana Boccalato, 10 Sara Malbascia, 12 Serena Marton, 16 Giorgia Zanardo, 23 Livia Torazza, 24 Marta Sponchiado, 26 Emma Daidone, 40 Veronica Antonello. Capo allenatore Angelo Minincleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo, accompagnatore Stefano Arvedi. Arbitreranno la partita i signori Marco Libralesso di Morgano e Francesco Longato di Susegana. Buona partita a tutti.
Buonasera, benvenuti Pala BFC, settima giornata di andata del campionato di Serie B femminile 2025-2026. Oggi, Fabrizio, abbiamo Vittoria San Bonifacio qui e un ospite speciale, presentalo tu. Credo che tu ti riferisca a Mister Tomei. Esatto, Mister Come lo chiamiamo, come lo chiami simpaticamente? No, Michele Tomei, insomma, è l'allenatore della squadra ospite e diciamo una delle personalità che ha lasciato i migliori ricordi qui a Conegliano, perché è stato comunque assieme a Massimiliano Trabucco colui che ha ripreso in mano il basket femminile conegliano dopo i tanti anni con la gestione Lax, Fabiola prima e Luisa poi. Abbiamo avuto appunto questa ripresa in mano, quindi se siamo qua insomma a commentare è sicuramente anche grazie a Michele e grazie a Max Trabucco e grazie a chi ci ha portato prontamente degli spritz in console. Bene, e allora dopo questo momento Amarcord di Fabri, insomma, noi intanto salutiamo anche gli amici che ci seguono da Verona, proprio perché insomma siamo molto legati a questa squadra e al loro coach, e abbiamo anche tutta una serie di sorprese oggi a partire dall'MVB. Quindi il libro della settimana è Steph Curry, quindi la giocatrice che si aggiudicherà il premio di MVP della partita avrà in omaggio questo libro, la biografia di Steph Curry. Ne parleremo durante la partita di cosa sia Steph Curry per il basket, e abbiamo anche due ospiti speciali. Tra il primo e il secondo quarto avremo qui Altevette Onlus, che si occupa di istruzione per ragazze in Nepal, e tra il secondo e il terzo quarto avremo un ospite speciale, il nostro nuovo sponsor Serramenti Povellato. Quindi vi invitiamo a seguire la partita con noi, a interagire con noi tramite i canali usuali, quindi iscriveteci sulla chat di YouTube piuttosto che sui social, piuttosto che su WhatsApp. Avremo così il piacere di parlare insieme a voi, confrontarci, raccogliere i vostri saluti, le vostre idee e portarle in telecronaca, e seguiteci anche nelle pause, proprio perché appunto ci sono ospiti importanti e vi invito veramente a non perdere le interviste che abbiamo organizzato. Tanto le squadre si stanno già schierando in campo, vedo San Bonifacio con Alessandra Franco, con Sofia De Marchi, con Manola e Boigbodin, e poi anche se non sbaglio Pusceddu e Veronica Dell'Olio. Primo possesso per Conegliano con Gemma Daidone e poi Veronica Antonello. Chiamare il gioco per Boccalato, che spara subito un passaggione dentro l'area, e Antonello non si fa pregare e mette i primi 2 punti. 2-0 Conegliano subito. Adesso è San Bonifacio che prova immediatamente ad impattare, se non addirittura a superare la squadra di casa. Gioca sul perimetro dei 6-25, taglio dentro per la lunga, poi di nuovo fuori, buon tiro dalla lunetta, è lungo e il rimbalzo è di Boccalato. Sì, superiamo subito la pressione difensiva, siamo in superiorità numerica, spalle a canestro per Daidone, che va a fare come al solito a sportellate sotto, poi riapre per Serena Marton, che non è fortunata. Sì, Serena Marton comunque aveva un mismatch di centimetri con Veronica Dall'Olio, ma è riuscita a trovare un tiro piuttosto buono, purtroppo è uscito. Sì, dicevi appunto Veronica Dall'Olio, uno dei 2 inserimenti molto importanti dell'estate di San Bonifacio. Veronica è una giocatrice che ha una quindicina d'anni di esperienza tra A1 e A2, tra squadre come Umbertide, Alpo, Sassari, Mantova. Ora è Veronica Antonello che cerca la penetrazione, ma purtroppo perde palle. Adesso è immediatamente subito un contropiede per Verona che però viene impattata subito da Conegliano, e ancora Antonello con la palla in mano che chiama lo schema testa
vediamo come si dispone, cerca di sfruttare il blocco di Daidone, gioco a 2 tra le due nuove arrivate in casa Conegliano, buon tiro di Daidone che esce, buonissimo rimbalzo però di Amabiglia che riesce anche a girarsi, peccato, palla esce, di nuovo San Bonifacio. De Marchi con la palla, Sofia De Marchi, anche lei conoscenza, ha giocato a Gattamelata 2 anni fa e vedete come va a insaccare molto bene con un palleggio a ritiro dal gomito. Giovanili Alpo, poi ha giocato anche in A2 a Marghera, a Firenze, a Bolzano. Sì, giocatrice dotata di un ottimo tiro, per ora la media punti per lei è di 3.6, insomma questa giovane ragazza che comunque sta già impattando in maniera importante su questa partita. Adesso è Antonello che gioca a 2 con Boccalato, Boccalato trova un'autostrada e prova il tiro da 3, purtroppo è lungo, rimbalzo San Bonifacio. Zampieri a chiamare l'attacco per le ragazze di coach Tomei, Dell'Olio, De Marchi sfrutta il blocco di Manola Bodin che poi rolla molto bene dentro, non viene servita, ci mette una mano Amabiglia, perfezione il recupero Antonello e poi va a chiudere con un lay-up da sotto Amabiglia. Il capitano ha subito alzato molto l'intensità in difesa, è stata protagonista di alcune azioni veramente importanti, ma dall'altra parte vediamo un'ottima conclusione da parte di San Bonifacio. Purtroppo rimbalzo in attacco ancora per le nostre avversarie e poi è Dall'Olio con un movimento Novitsky a sbagliare di pochissimo. Sì, era veramente ottimo questo movimento di Dall'Olio che ha fatto una grandissima azione. Adesso viene fischiato un fallo in attacco a Boccalato, insomma diciamo che c'era stato un contatto piuttosto stretto tra attaccante e difensore, l'arbitro ha pensato che il fallo dovesse essere a sfavore di Conegliano. 4-4 tra BFC e Vittoria San Bonifacio in questa partita che si è subito resa piuttosto frizzante, Fabio. Sì, diciamo che Boccalato stava spingendo per prendere una posizione, l'avversaria probabilmente l'ha anche un po' trascinata, l'arbitro ha visto il fallo in attacco, ci sta, adesso è Pusceddo, attenzione pericolosissima a 3 che serve invece Dell'Olio che sbaglia ancora, sfortunatissima. Sì, sfortunata perché ha fatto un altro ottimo tiro, la palla ha danzato sul ferro per uscire, adesso Marton prova la penetrazione, scambia su Antonello libera Amabiglia da 3, il tiro è lungo però il rimbalzo è ottimo per Boccalato che si fa spazio, purtroppo però la palla esce ed è rimbalzo San Bonifacio. Tanti errori da entrambe le parti in questi primi 4 minuti di gioco, le squadre stanno comunque giocando bene, facciamo un po' fatica a concretizzare da entrambe le parti. Adesso muove bene la palla San Bonifacio, mancano 6 secondi alla fine dell'azione. Buona anche la difesa di Conegliano che recupera questo pallone sempre sul 4 pari a metà del primo quarto di gioco. Quindi sembra che il coach Mincleri abbia lavorato abbastanza sulla difesa, Fabio, se vedo molta convinzione da parte di Conegliano in questo fondamentale. Ancora Boccalato, spalle a canestro, va a subire fallo, la palla si incastra tra il ferro e il tabellone, ma saranno 2 tiri liberi per Rossana che è andata a sfruttare molto bene il vantaggio spalle a canestro. Sì, sicuramente Angelo Mincleri in settimana e il suo staff hanno lavorato molto sull'intensità sia in attacco che in difesa e l'intensità difensiva è deve essere un punto di partenza per la nostra squadra e sembra che le ragazze abbiano recepito abbastanza bene il messaggio finora. Sbaglia il primo tiro libero Rossana, segna il secondo per il 5-4. Palla lunga per De Marchi che poi prova a giocare un assist per Zampieri, dall'altra parte invece molto bene Conegliano, recupera un pallone in mezzo al traffico Daidone e va poi ad appoggiare da sotto per il 7-4. Solita pressione difensiva da parte di Serena Marton, dall'altra parte Zampieri che attacca Antonello che chiude molto bene mettendoci il corpo, costringe a un errore la sua avversaria.
Quindi 7 BFC, 4 vittorie San Bonifacio, la palla in mano a BFC con Antonello che sta fungendo da playmaker in questo primo scampolo di partita. Infatti volevo dirtelo, la novità tecnica da parte di Conegliano è anche questa, cioè giocare con Antonello in posizione di playmaker e quindi guardia Marton e Amabiglia. Tanto benissimo Dall'Olio con un movimento incrociato su Boccalato che riesce a contenerla quanto basta per far sbagliare alla giocatrice avversaria, e dall'altra parte sentenza Amabiglia, il capitano la mette da 3, 10-4 per BFC. Bello lo scontro in difesa tra Boccalato prima e Dall'Olio, e dall'altra parte una bomba in transizione di Claudia Amabiglia che ha infiammato subito il Pala BFC. Assolutamente, ma comunque Vittoria San Bonifacio ci ha subito pensato a stemperare l'entusiasmo del Pala BFC con una grande azione da parte di Manola, quindi salutiamo Manola ma anche Manolo Carli, nostro allenatore dell'Under 15. Reduce da una freschissima vittoria contro Montecchio. Ah sì, talmente fresca che ho fatto fatica a parcheggiare l'auto oggi da quanta gente c'era per vedere questa partita di Under 15 tra Montecchio e Conegliano. Allora dicevamo, adesso c'è il primo time out. No, non è time out, scusa, mi sono distratto un attimo, Fabri. No, sembrava ci fosse un time out, invece è stato un cambio per coach Tomei, è uscita Zampieri ed è entrata Elena Ramò, credo. Sì, intanto c'è stato un simpatico azzeramento del tabellone dei 24. Stavolta non è stato mio figlio, che però qui sotto la nostra postazione Ugo Bazzo ha ripristinato l'elettricità. Quindi diciamo che è entrata nella partita anche Elena Ramò, anche lei, altri 15 anni tra la Serie A1 e la Serie A2, per lei Battipaglia, e poi Ferrara, Alpo, Empoli, Nuova Pallacanestro Treviso, Moncalieri e poi Mantova l'anno scorso assieme proprio a Dell'Olio. Mamma mia Fabri, ogni tanto mi impressioni perché sei meglio di ChatGPT nel trovare tutte le informazioni sulle giocatrici che abbiamo l'onore di ospitare qui al Pala BFC, ed è veramente comunque un piacere vedere giocatrici di questa caratura calcare il nostro parquet. Tanto ha sbagliato Elena uscendo da 3 punti, d'altra parte invece è Veronica Antonello. Sì, Veronica che sul rilascio ha ricevuto un contatto abbastanza evidente, sì, che gli arbitri non si sono sentiti di chiamare. Nonostante questo il tiro purtroppo era un po' corto e un po' storto, e quindi diciamo è nato un po' malino. Dall'altra parte subito San Bonifacio a provare ad accorciare, sfortunata qui, e ottimo lavoro di Sara Malbascia che si è già distinta 2 volte nel fondamentale del rimbalzo, e palla per Antonello, quindi Antonello che prova a capire se c'è spazio per provare da 3 punti, il tiro è corto, la palla è per le giovani veronesi. Sì, Antonello è al suo secondo errore consecutivo da 3, però la difesa veronese la sta un po' sfidando, passando dietro ai blocchi, e Veronica giustamente non si fa pregare. Dall'altra parte non si fa pregare neanche Manola e Godin. Lancio lungo da quarterback sì. di Boccalato, che però viene intercettato da De Marchi, che prende un altro tiro dal gomito, questa volta è sfortunata. C'era un altro tiro dei suoi da parte di De Marchi, è uscito per un non nulla. 6 Vittoria San Bonifacio, 12 Conegliano. Adesso è Antonello che prova di nuovo sull'area dei 6-25, scarico per Amabiglia col rilascio veloce, deve tirare un po' in velocità, la palla è lunga e il rimbalzo è per le veronesi. Adesso sì, un contatto falloso per Veronica Antonello, Secondo fallo per lei, che va a spingere Sinda Hashimi, giocatrice del 2005, ce la ricordiamo in tante battaglie anche con l'Under 19. Sì Fabri, le abbiamo viste crescere tutte quante, quindi siamo anziani. Siamo parecchio anziani. Questo è il sillogismo, ma va bene così.
Allora, approfittiamo di questo momento di pausa della partita per ricordare che tra il primo e il secondo quarto avremo qui Alte Vette Onlus che ci presenterà il progetto di scolarizzazione in Nepal che sta portando avanti, e come capite BFC sta cercando di creare una rete con le associazioni del territorio per portare, diciamo, i valori e i messaggi positivi del basket anche fuori dal campo. Amabiglia con la palla, Malbascia che serve Spunchiado appena entrata, cerca ancora Malbascia, 7 secondi alla fine, bellissima la virata di Malbascia che poi va a sbagliare da sotto, si lotta a rimbalzo, ne esce ancora una volta Dell'Olio. Non se l'è sentita Sara di tirare sullo slancio, peccato, comunque ci pensa Boccalato Adesso a rubare e segnare. Ritroviamo 2 punti. la Boccalato che ricordavamo aggressiva sulla palla con le sue mani velocissime a recuperare un pallone. Adesso abbiamo Aquilini, De Marchi, spallacanestro proprio Ramò. Avete visto che eleganza, che coordinazione nel ricevere, girarsi in un movimento unico e andare a appoggiare in maniera assolutamente Ci delicata. ha messo veramente un attimo. Per il 14-8 per Conegliano a 43 secondi e 9 dalla fine del primo quarto. Sì, mancano 43 secondi e 9 alla fine del primo quarto, c'è subito un cambio qui, entra Elena De Lazzari che lascia un po' di respiro a Rossana Boccalato. Rossana che ha affrontato questa partita subito con un piglio molto deciso e ha dato un importante contributo, così come molto importante è stato quello di Claudia Amabiglia che con 5 punti in questo momento è il top scorer della squadra coneglianese. Zampieri batte bene Amabiglia, poi c'è una ottima rotazione difensiva, errore ma poi a rimbalzo, velocissima e lestissima Dell'Olio che poi va anche a appoggiare da sotto. E sono gli ultimi 15 secondi per Conegliano che deve provare a imbastire l'azione d'attacco e sfruttare al meglio questo tempo rimanente. È Sponchiado che prova a trovare la strada per il canestro per Malbascia che prova a girarsi e riesce a tirare, ma il tiro è corto e storto. E adesso abbiamo subito i primi ospiti della giornata, quindi abbiamo i nostri amici di Kinesis e di Alte Vette Onlus. Adesso invitiamo proprio qui i nostri amici, vediamo se riesce a girare la telecamera, ma comunque noi ci siamo con Claudia per prima che va a presentare Ci sei? Perfetto, grazie, scusate, noi abbiamo fatto un sorpresone al nostro regista che però è stato prontissimo e Claudia ci va subito a raccontare che cosa succede tra poco. Claudia, raccontacelo. Sì, allora io faccio parte del consiglio direttivo del Kinesis Nordic Walking di Conegliano. Domenica prossima ci sarà una camminata che partirà da San Giacomo di Veglia alle 8:30. Andremo fino a Serravalle e nell'ambito dell'anno dove facciamo una camminata e chiamiamo in beneficenza o comunque con un'associazione in particolare, la dedicheremo alle Alte Vette Onlus, che è un'associazione che Claudio Cescon, un nostro associato nonché marito di Yolanda, anche lei nostra associata, ci ha fatto conoscere perché è un sostenitore e comunque un camminatore del Kinesis, e ci ha fatto conoscere questa realtà e noi l'abbiamo abbracciata sapendo che comunque lui aveva a cuore questa cosa e noi ci stiamo cercando di portarla avanti. E poi adesso Yolanda vi spiegherà l'Alte Vette cosa combina, noi nel frattempo. Grazie Claudia, niente. Grazie mille. Quindi 16 novembre camminata solidale per sostenere Alte Vette Onlus. Ricordo di Claudio che non c'è più da 2 anni. Quindi purtroppo. la camminata si chiama Claudio Ceres perché questo era il suo modo di dire che c'era, e Claudio insomma assieme poi anche a Yolanda e i soci di Alte Vette Onlus ha portato un progetto molto importante, un progetto di scolarizzazione nell'Alto Mustang in Nepal. Raccontaci. A 4.200 metri è nata la prima scuola per le bambine. Il tasso di analfabetizzazione è molto alto. Continuate.
Posso parlare? Sì, assolutamente. E non esistono scuole né pubbliche né private che sono per le bambine. Altevette da 15 anni sta lavorando per questo e sono ormai uscite 200 ragazze che hanno finito anche il percorso di studi, l'ultimo gruppo di ragazze. Attualmente ce ne sono 55 e di anno in anno ci sono progetti per migliorare la struttura scolastica con dormitori, sale, templi multifunzionali, biblioteca. Quest'anno tutti i soldi che riusciremo a raccogliere dalle donazioni sarà proprio dedicato ad ampliare le camere, i dormitori delle ragazze. Perfetto Yolanda, grazie mille. Quindi altevetteonlus.org. Voi se andate su internet trovate il sito dell'associazione, Sì. vedrete esattamente il progetto che è nato nel 2010 ma che anno dopo anno prevede Continua. appunto dei miglioramenti e questo Sostanziali proprio. solo grazie strutturali. al sostegno, alla caparbietà dei soci, ma anche al sostegno di tutti noi che possiamo contribuire. Come basket femminile conegliano, noi ci sentiamo di sostenere questa attività che è proprio a favore delle ragazze che nel territorio non avrebbero alternative e quindi finirebbero in tratta a scopo sessuale, spesso tratta di organi, perché il tasso di analfabetizzazione è talmente alto che poche sono le possibilità di emergere e fare un po' la differenza. Ecco, l'istruzione è il motivo, è la finalità che rende e dà dignità a queste ragazze, alle future donne che un domani potranno portare sia nel loro villaggio ma anche nel lavoro con le proprie figlie la possibilità di cambiare la storia personale e del posto dove vivono. Quindi un grande progetto di riscatto, un grande progetto che appunto Altevette Onlus porta avanti da tantissimo tempo e noi invitiamo tutti gli amici che ci seguono da casa a visitare il sito internet dell'associazione e a collegarsi all'iniziativa appunto di Kinesis 16 novembre camminata solidale per sostenere Altevette Onlus. Grazie. Grazie Yolanda, Grazie. grazie di tutto, arrivederci e grazie. Grazie dell'invito. Allora riprendiamo adesso la linea sulla partita che nel frattempo ha visto Vittoria San Bonifacio ricucire un attimino lo svantaggio rispetto a Conegliano, Conegliano a +3 e adesso con un'azione in attacco sono molto intense le difese che si stanno vedendo in campo. Boccalato prova a trovare la coordinazione per il tiro che però esce corto. Sì, raddoppiata molto bene Rossana, ovviamente coach Tomei ha preparato la partita in maniera assolutamente attenta sulle caratteristiche delle singole giocatrici che peraltro ovviamente conosce molto bene. Quindi nonostante sia mister se ne intende anche da coach. E vogliamo qualcosa di pallacanestro capisce anche lui. Salutiamo Valerio Gasperini, salutiamo Gianni Boccalato che ci seguono e ci scrivono sulla chat. Invitiamo tutti gli amici a scriverci, a collaborare con noi, ma anche a raccogliere quello che è il testimone sociale che BFC vuole lasciare. Quindi la scorsa settimana Costruisci un sorriso per un progetto di basket femminile in Congo, questa settimana Altevette Onlus per un progetto di scolarizzazione delle ragazze in Alto Nepal. Seguiteci e date supporto a queste associazioni alle quali noi diamo volentieri spazio quando si tratta di progetti a favore delle giovani donne. Intanto in campo un misunderstanding, palla persa tra Antonello e Marton e quindi immediatamente un time out in campo e un time out anche per noi.
Sarebbe bello averla Fatu di nuovo a tiro. Ah, siamo in linea? Siamo in linea, La benissimo. Fatu? Sì, cerchiamo la Fatu in console. Allora, molto bene, scusate, intanto io e Fabri ci stavamo usando il linguaggio dei segni per capirci su una cosa. Nel frattempo, San Bonifacio che adesso prova a imbastire la squadra dell'azione d'attacco. Pressione a tutto campo di Conegliano, che comunque mangia diversi secondi all'attacco veronese, poi una palla recuperata e come giustamente dicevi tu l'intensità aggressiva delle coneglianesi è diversa dalle prime gare. Adesso addirittura un canestro a fallo, ma che nasce tutto da un pallone recuperato e poi un'azione in transizione. Momento grava moment. Quindi Fabri, il fallo è avvenuto all'interno del terzo tempo. Quindi la conclusione aveva già è stata recuperato il ritenuta. pallone, quindi è già azione di tiro, quindi giustamente Veronica Antonello ha poi tirato, ma l'azione di tiro era già iniziata, ha segnato, adesso palla recuperata da parte di Lazzari e poi Magic Zanardo che va a segnare da sotto. E questo può essere un momento della partita, perché Conegliano si è fatta davvero aggressiva, come ce la ricordavamo. Dall'altra parte una forzatura da parte di Eppiani, ma lei è davvero una sentenza da 3 punti. E se la sentiva, infatti una giocatrice veramente importante delle Eppiani per San Bonifacio. Intanto incredibile, Sfortunatissimo Antonello, sì, perché la palla veramente si è fermata lì. Esatto. E poi il classico battito d'ali, probabilmente in Florida, ha fatto tornare indietro il pallone al pala BFC e adesso è troppo facile per Ramò andare a canestro indisturbata e siamo di nuovo con San Bonifacio a 3 punti, 16-19. Ovviamente avevo appena parlato di un momento della partita, ma intanto Boccalato batte bene la difesa, poi sbaglia da sotto. E adesso contropiede per San Bonifacio che però ci pensa su e la difesa BFC riesce a trovare la quadra, però ottima penetrazione qui di Giulia Peretti che va a prendersi un fallo e quindi subito 2 tiri liberi. Sì, il fallo di Lazzari che non era perfettamente in posizione, era arrivata in aiuto ma era ancora in movimento, quindi Capitan Peretti avrà 2 tiri dalla lunetta. Beh, direi decisione ineccepibile da parte Assolutamente. della coppia arbitrale. Peretti sbaglia il primo, segnerà sicuramente il secondo libero a 6:26 dalla fine. BFC 19 e Vittoria San Bonifacio 17. Tanto aggiornamenti dagli altri campi, abbiamo Marghera che sta vincendo di 33 punti a Muggia, 31-64, mentre Pallacanestro Bolzano è sotto di un punto, 46-47 contro Pordenone a 5:47 dalla fine della partita. Vittoria San Bonifacio, 19 Conegliano. Serena Marton prova a capire se c'è spazio per avvicinarsi a canestro e lo trova. Serena Marton ha letto molto bene il mismatch contro Capitan Peretti, è andata veramente a Tra l'altro, farsi esatto, secondo me ha fatto anche un passo da Alligalli, Fabri. Se tu guardi bene, magari con l'aiuto con la di musica Double T adeguata potremmo ricostruirlo con la vabbè, che potrebbe diventare un meme. Double T, però l'Alligalli non sa che cos'è non esattamente. ha neanche idea e probabilmente sta giocando a Candy Crush con Andrea Grava. È sul pezzo, alza le mani dicendo sono qui. Intanto Marton anche il tira tiro un libero. libero che praticamente non muove nemmeno la retina. Ancora pressione a tutto campo da parte di Conegliano. Una pressione a tutto campo che Vittoria San Bonifacio sta gestendo comunque bene. Molto brava Ramò, però poi sbaglia a rimbalzo, è più veloce di tutti Manola e Bodin, che è
ricordo sempre l'incubo di qualsiasi telecronista. Io ho fatto, noi la chiamiamo Manola. ho fatto delle sedute dal logopedista per riuscire a pronunciare il suo Fabri, cognome. guarda, mi hai fatto venire in mente una cosa importante, perché Yolanda, che è venuta a raccontarci della storia di Claudio, suo marito, della storia appunto dell'associazione Altevette Onlus in Nepal, è stata logopedista, una delle più importanti logopediste dell'US della marca trevigiana, e infatti quasi quasi le chiederei. Avevamo quasi in casa no, ma l'aiuto allora, adeguato. adesso sembra che sia andata verso il bar, insomma, anche perché la sua testimonianza ha raccolto l'interesse di alcuni nostri tifosi che appunto ne stanno approfittando per chiedere ulteriori informazioni, quindi invitiamo gli amici che ci seguono da casa a collegarsi al sito internet Altevette Onlus e a guardare che cosa fa questa associazione e quanto fortunati siamo noi che possiamo avere un'istruzione, quanto possiamo fare la differenza nel cercare di portare questa opportunità dall'altra parte del mondo, dove invece i diritti non sono proprio così garantiti come invece sono per noi. No, guarda, guardavo oggi proprio sul loro sito, appunto raccoglievo queste informazioni, i video che appunto parlano della loro iniziativa, e mi ha fatto davvero impressione conoscere queste cose che sinceramente mi hai fatto conoscere, ecco, e ti ringrazio. Ma figurati, per noi l'importante appunto è spargere la voce e soprattutto capire che come il basket insegna tanti valori positivi, c'è un sacco di gente in giro che invece di lamentarsi fa, e credo che sia un grande esempio per tutti noi fermarsi un attimo e guardare a questi esempi positivi e farli girare il più possibile, invitare gli amici che ci seguono da casa, sia da Sponda Conegliano che da Sponda Veronese, a farlo anche loro, perché è veramente un investimento nel sociale e migliora anche il nostro approccio alla vita e ci fa capire quanto siamo fortunati tutti i giorni. Tanto 24-19 sui 2 tiri liberi segnati da Rossana Boccalato, e poi anche una palla recuperata dalla difesa coneglianese a metà circa del secondo quarto di gioco. Ancora Antonello in posizione di playmaker, che prova il passaggio backdoor per Marton, più rapida la difesa di San Bonifacio. Si è doppiamente sfortunato Antonello perché non trova il corridoio per il passaggio e nemmeno il fallo laterale, quindi palla per San Bonifacio che gira molto bene, riesce a trovare un ottimo tiro da 3 da parte di Adele Piani. Avevamo detto quanto sia letale questa giocatrice dall'arco dei 6,25, dall'altra parte invece Claudia Mabiglia, che purtroppo nonostante un ottimo tiro tira leggermente lungo, l'aveva liberata molto bene Veronica Antonello, ma ancora una grandissima prova di intensità di Ross Boccalato, che in difesa sporca un'altra palla. 18 secondi per San Bonifacio per chiudere l'azione d'attacco. Quando Rossana Boccalato apre e dispiega le sue ali con la rapidità che ha sia nelle mani che nei piedi, diventa davvero efficace in difesa. Adesso ancora una palla recuperata, sovrannumero a Mabiglia per Marton, che preferisce giocare per Silvia Ossan appena entrata, che sbaglia le 3 punti, ma era un buon tiro quello che ha costruito Conegliano. Infatti applaude anche coach Menincleri. Sì, una buona circolazione della palla che ha liberato Silvia Ossan, che se l'è sentita di provare da fuori, la palla purtroppo non era stata precisa dall'altra parte, invece San Bonifacio che prova un gioco a 2 sotto canestro e un intervento in scivolata da parte di Antonello che accompagna la palla fuori, ma purtroppo il basket non calcio e quindi 14 secondi, rimessa 14 secondi sul cronometro 24. Sambo con la palla, Zampieri che attacca l'area, poi Eiboy Godin dalla media distanza sbaglia. Beh, è stata sfortunatissima qui la giocatrice avversaria, che comunque stai pronunciando con una nonchalance incredibile. Sono circa 10 giorni che mi alleno. Io quando esce il calendario delle partite guardo
quando giochiamo contro Sambo, perché Quindi ti metti davanti allo specchio e guardi la tua espressione mentre pronunci questi cognomi. Vabbè, io continuerò a chiamarla Manola. Bene, la rimessa per Conegliano e ancora meglio il semigancio di Ross Boccalato che sembra sbloccata definitivamente. 26-22 a 3:34 dall'intervallo lungo. Infatti Fabri, secondo dopo secondo stanno crescendo gli ospiti che ci seguono da casa e quindi rinnoviamo l'invito a interagire con noi, siete veramente tanti, vi aspettiamo e poi diciamo che dalla seconda metà della partita, dopo aver presentato lo sponsor, ci darete anche una mano a decidere chi sarà l'MVP della partita, che oggi si porta a casa il libro di Steph Curry. Gioia e rivoluzione di Dario Costa, biografia di Steph Curry, giocatore che ha veramente rivoluzionato il gioco. Intanto grandissima azione da parte di San Bonifacio, veramente un grandissimo passaggio. Fabri, showtime. No, stiamo vedendo ancora del bel basket anche questa sera qui al Pala BFC. Ancora Boccalato, spalle a canestro, riapre per Ostan che rinuncia al tiro, poi un floater dalla media, sbaglia ancora Boccalato a toccare la palla e Ostan che ferma il contropiede avversario con un'ancata che le costa il primo fallo personale, il quarto di squadra in questo quarto, quindi tra poco si alzerà la palettina rossa anche da parte di BFC, mentre San Bonifacio è già in bonus. Ancora aggressive anche lontano da canestro le ragazze di coach Minincleri. Spalle a canestro Ramò, ma buona la difesa di Ostan e poi Sponchiado per Antonello che preferisce giocare, sfruttare il blocco o anzi il velo di Daidone. Sponchiado dai 3 punti e il suo tiro lo sbaglia. Un po' sfortunata Conegliano che ha mancato 3 tiri liberi, 3 tiri da 3 di fila con tiri ben congegnati e ben aperti, tra l'altro tirati anche da giocatrici che hanno nel loro repertorio il tiro da fuori, e questa sfortuna nel tiro da 3, perché le scelte di tiro erano, ripetiamo, ottime, ha permesso a San Bonifacio di arrivare quasi ad impattare. Sì, stiamo giocando bene, stiamo difendendo forte, secondo me stiamo lavorando bene sul tagliafuori e cercando di forzare dei ritmi abbastanza alti alla partita. Dobbiamo solo riuscire a mettere dentro qualche canestro in più. 2 minuti alla fine del secondo periodo, 25 San Bonifacio, 26 Conegliano. Sponchiado per Antonello gira su Ostan prova a capire il movimento che è quello di Boccalato, che si avvicina a canestro, si gira molto bene ma non riesce a trovare la via del canestro, però trova la via del rimbalzo e, come dicono i buddisti, laddove c'è una volontà c'è una via. Verissimo. E ancora una volta Boccalato a sporcare e a recuperare di fatto un pallone in difesa, e dall'altra parte Amabiglia a mettere il sigillo con una bomba dai 3 punti. È subito un time out in campo per coach Tomei, direi un time out anche per noi.
Alla fine del secondo quarto della partita tra Victoria San Bonifacio e BFC che ha allungato con una mega fiammata Fabri di Boccalato, che con grande caparbietà è riuscita a prendere un rimbalzo e a trasformarlo in canestro, poi un ottimo tiro da tre di Claudia Babiglia. Sì, diciamo che il piano partita di coach Manning Clery, che prevede difesa molto aggressiva e poi correre in attacco, viene eseguito molto bene dalla squadra. Ovviamente dall'altra parte abbiamo un tasso tecnico davvero alto, abbiamo una partita preparata altrettanto bene, quindi una bella partita di pallacanestro che si sta giocando fino adesso sul piano dell'equilibrio. Tra l'altro Fabri, dando un'occhiata alla classifica, queste due squadre sono molto vicine in classifica, Fabri, giusto? Sì, poi tra l'altro San Bonifacio comunque ha perso di pochissimo anche lei con Junior San Marco, quindi comunque due squadre che sicuramente, per quanto San Bonifacio sia una neopromossa, si equivalgono sia dal punto di vista del talento che dell'organizzazione, sia difensiva che offensiva. Intanto c'è qualcuno del pubblico dalla parte di San Bonifacio che non ha apprezzato questo fischio che manda in lunetta Sponchiado, sfortunatissimo al primo tiro. Adesso prepariamoci a prendere rimbalzi su questo secondo tiro e lo prendiamo, però siamo sfortunati di nuovo. Ovviamente Sponchi, sai che la mia era un tentativo di gufata, di autogufata, ma non è andato bene. Libera uscendo dai 3 punti, rinuncia al tiro, si lotta a rimbalzo, l'ultima a toccare è Antonello. Rientra nella partita Serena Marton. Sì, sembra che non ci siano dubbi su questo fischio arbitrale, nessuna delle atlete in campo ha sollevato alcun... Ma direi che la coppia arbitrale sta lavorando abbastanza bene per ora. Sì, esatto. Non voglio rimangiarmi la parola. No, ma bisogna riconoscere assolutamente, Fabrizio, che è assolutamente così. Benissimo, adesso rimessa per la nostra Conegliano. mitica Fatu, che ha fatto una bella dedica. Ricordiamo sempre appunto che la vincitrice del titolo di miglior giocatrice della partita, votata da voi ovviamente, che ci seguite da casa e dalla palestra, vincerà un libro. Oggi si tratta del libro Gioia e Rivoluzione, biografia di Steph Curry. Sì, un libro offerto dalla libreria Tra le Righe, con cui Basket Femminile Conegliano quest'anno ha avviato una collaborazione che porta ogni partita a raccontare le grandi storie del basket. Non si fida di prendere un buon tiro Marta Sponchiado, riapre per Armabiglia che deve purtroppo tirare sulla sirena, quindi il secondo quarto si chiude col 31-25 per il BFC. Adesso abbiamo una breve pausa. Linea agli sponsor e tra poco ci vediamo con Emanuele Povellato.
Buonasera a tutti. Io sono Emanuele Povellato, rappresento la Serramenti Povellato di Pieve di Soligo. Serramenti in legno, legno alluminio, PVC, alluminio. Serramenti Povellato, il serramento che fa arredamento. Quindi anche un tocco di poesia. Allora Emanuele, io oggi ho visto il tuo sito internet e mi piace molto perché tu nel tuo lavoro ci metti proprio la faccia, cioè ci metti talmente tanta passione che in prima persona dici intervengo, vi spiego le tecnologie, vi spiego come si fa. Ecco, dai un messaggio a tutti i nostri ascoltatori, in particolare ai giovani, di quanto è bello appassionarsi di qualcosa, metterci la faccia e poi portarlo avanti e raccontarlo agli altri. Ecco, è una cosa bellissima quanto difficilissima. Parlare di persona con ogni cliente o futuro cliente è bello, importante, ma devi sapere quello che dici. La passione nasce dai 30 anni di esperienza in questo settore e un giorno dico no, oggi faccio io l'imprenditore di me stesso, apro la mia azienda e ci metto la faccia. Quindi auguro a tutta questa gioventù di provare, di rischiare, di appassionarsi su quello che fanno, soprattutto anche nello sport, visto che stiamo parlando di basket. Sì, perché qui al Pala BFC parliamo di basket, parliamo dei valori del basket, dei giovani e quindi ti chiediamo anche che cosa ti ha spinto, non chi ti ha spinto, ma che cosa ti spinge a sostenere lo sport e anche, come ben sai, tutte le ricadute sociali che ha lo sport. Ma diciamo che anch'io ero un baschettaro quando ero più piccolo e quindi grazie a Fabio, possiamo dirlo, ho fatto questa sponsorizzazione molto volentieri. Non nego che aiutiamo anche altre società perché a me piace vedere la gioventù che vada in palestra e non nelle strade. Quindi aiutiamo questa gioventù a crescere, a fare squadra nello sport. Assolutamente, noi ti ringraziamo e come società, al di là appunto della collaborazione con voi imprese, per noi è molto importante anche dare proprio il messaggio sociale. Per noi al Tevete Onlus, che è un progetto di scolarizzazione in Nepal. La scorsa partita c'è stato Costruisci un sorriso con cui abbiamo intrapreso un progetto di creazione di una squadra di basket in Congo e quindi cerchiamo di lanciare un messaggio anche importante dal punto di vista sociale e quindi sappiamo della tua sensibilità, ti aspettiamo qui in palestra, dacci una mano a portare avanti tutti i progetti sportivi e sociali. Certo, la Serramenti Povellato c'è. Ringrazio tutti, ringrazio il basket conegliano, faccio un grande in bocca al lupo per il proseguo di questo campionato. Forza anche a tutto il settore giovanile e auguro a queste giovani ragazze di un giorno di giocare magari in Serie A. Perfetto, io invece vi invito ad andare a vedere il sito internet perché è veramente interessante, i tuoi video mi sono piaciuti. Siccome mia figlia, ma so che te lo dicono in tanti, parlava di una somiglianza con Alessandro Borghese, no? Allora, lui dice unisco la tradizione all'innovazione e allora anche tu fai così, vero? Non ti nascondo che nasco cuoco, quindi Borghese e cuoco ci assomigliamo. Grazie Emanuele, alla prossima. Bocca al lupo.
Riprendiamo la linea qui a palla BFC. È finita la pausa tra il secondo e il terzo quarto e nessuno ci ha portato un ulteriore spritz, Fabri. Quindi qua dobbiamo tirare le orecchie al pubblico di casa che comunque ha risposto bene a questa partita, insomma c'è un buon afflusso. Chiaramente gli amici di Verona sono un po' distanti, quindi immagino ci stiano seguendo da casa. Abbiamo un'ottima risposta anche a livello diciamo di seguito nella diretta YouTube. Vi aspettiamo, ma ricordatevi cari amici che abbiamo bisogno di voi per fare bene il nostro lavoro, ovvero abbiamo bisogno che interagiate, ci scriviate e soprattutto commentiate la partita, proprio perché da adesso in poi il gioco si fa duro e dovremo decretare chi sarà l'MVP della partita, che si porterà a casa un libro offerto dalla libreria Tra le righe. È Steph Curry, Gioia e Rivoluzione, la storia di un uomo che con tanta dedizione, tanta buona volontà, sorriso, mai paura nel vincere anche gli infortuni, è arrivato non solo ad essere un grande giocatore di basket, ma a rivoluzionare questo gioco. Ho sentito un po' di commenti dei suoi avversari che ogni volta che dovevano marcarlo erano disperati. Dicevano che era quasi più pericoloso senza palla che con la palla, Fabri. Sì, sicuramente Steph ha cambiato il modo di interpretare questo gioco, come anche Emma Daidone nel suo piccolo ci sta facendo vedere delle modalità di interpretare i movimenti spalle a canestro davvero molto interessanti. Adesso scintille tra Eboy Godin e Boccalato in difesa questa sera sta facendo veramente la differenza. Dall'altra parte andiamo a chiudere con Emma Daidone ancora per il 35-25. Illuminante il bene passaggio di Claudia Mabiglia, sì, Fabri. assolutamente. Comunque parte bene BFC in questo terzo quarto. Adesso ovviamente San Bonifacio va a cercare sotto il canestro dell'olio un errore al tiro sulla riapertura. E ancora Amabiglia che cerca questa volta Antonello. La palla è leggermente lunga, se è leggermente lunga Antonello prova a giocarla sulle gambe dell'avversaria per ottenere una rimessa dal fondo, purtroppo non ci riesce perché comunque aveva già toccato la linea di fondo. Però buona secondo me l'idea comunque di forzare il ritmo della partita, di forzare le azioni in velocità quando possibile. Intanto un'ottima azione di De Marchi qui che con dolcezza aveva poi trovato il canestro, ma purtroppo per lei la palla ha danzato sul ferro per poi uscire. Adesso è Amabiglia, prova a sfruttare la vicinanza di Boccalato trova lo spazio per un tiro forzato che esce. Sì, non organizzata benissimo questa azione di Conegliano. Dall'altra parte passi in partenza Ramò. Vabbè, lei è un po' incredula, anche da qui non sembrava proprio un'infrazione di passi, ha ricevuto il movimento, ci stava il passo zero forse. Sì. Però insomma non abbiamo neanche il supporto da questo punto di vista di Andrea Grava, che avrebbe sicuramente difeso il fischio arbitrale. Si gira velocissima Daidone, poi riapre, buona la circolazione di Conegliano, è lungo il tiro di Amabiglia, però c'è Boccalato presente anche a rimbalzo in attacco. Palla contesa. Fabri, commentiamo questo tiro di Amabiglia perché è stato un tiro sbagliato, ma che velocità nel rilascio della palla. Questo è comunque un elemento determinante. Sicuramente Conegliano sta velocizzando le azioni di attacco. È chiaro che in questi frangenti può uscire anche un tiro sbagliato, però sta mostrando un buon giro palla. No, è stata ottima davvero la circolazione della palla di Conegliano in questa situazione, e poi Amabiglia da parte sua ha un rilascio veramente incredibile. Coach Buscaglia, quando ci ha onorato la sua presenza qui per un allenamento, si è complimentato con Claudia Amabiglia per il suo movimento di tiro. Dall'altra parte complimenti a Veronica Antonello, che è un coefficiente di difficoltà notevole per questo sì. tiro nel traffico mentre stava cadendo, ma è riuscita a trovare 2 punti importantissimi. L'olio sbaglia ancora, poi un contatto su Daidone e poi l'arbitro va a fischiare. Secondo me ha fischiato in ritardo
il contatto che c'era stato prima. E che Credo non aveva anch'io, fischiato. è stato un contatto piuttosto importante, diciamo che sono due giocatrici che mettono una grande intensità sotto canestro, fa parte del loro proprio bagaglio tecnico. Adesso per Dall'Olio è il terzo fallo, sì. quindi una situazione non proprio simpatica per San Bonifacio che costruisce molto del proprio gioco attorno a questa giocatrice, insomma questo vantaggio che la sua statura e la sua tecnica dà è un vantaggio importante. Dall'altra parte buona comunque l'idea di Daidone di trovare la via del canestro quando ormai non c'era proprio alternativa, la palla esce e Boccalato ancora presente in difesa. Sì, velocissima Hajimi, che anche lei ricordiamo nelle infinite sfide a livello giovanile, che poi va a cercare di riaprire, sporcato il passaggio. Daidone vorrebbe, Boccalato vorrebbe il possesso, dice che l'ultima a toccare è stata Eboy Bodin. Si è arrabbiato un po' Boccalato, ha rischiato anche qualcosina perché l'arbitro l'ha guardata quando dire ma Deve anche stare no. attenta anche perché comunque ha già 2 falli. No, scusate, non è vero, non ha 2 falli, ha un solo E Ross fallo. ne ha solo uno, ha 9 punti a referto come 9 nel suo numero di maglia, sicuramente sta impattando molto in questa partita, non solo per i punti d'attacco ma anche per l'intensità che sta mettendo in difesa, deve appunto mantenersi lucida nel mantenere alto il livello agonistico senza però scadere nella polemica. Dall'altra parte Daidone si gira bene ma fa fatica a trovare coordinazione per il tiro. Allora, ancora da una parte un tutorial sull'uso del piede perno da parte di Daidone, che poi è stata sfortunata nella conclusione, e poi una palla sporcata che ha interrotto il contropiede, ancora una volta da parte di Rossana Boccalato, che in queste cose è davvero preziosissima. Sì, si sta Va a vedendo. chiudere molto bene, va a togliere il ritmo ai Boy Bodin e poi riceve l'apertura, può attaccare in campo aperto, si prende un tiro da 3, è corto. L'ha forzato e se lo sentiva, probabilmente è in fiducia questa giocatrice, come sappiamo quando si è in fiducia non ci si ferma. Ma guarda, te lo ripeto, lei ha passato l'estate ad allenarsi proprio sul tiro da fuori. E tu Fabri come hai passato l'estate? A guardare lei che si allena a Con passare un la libro in palla mano, seduto qui. o a... No, in realtà è stato Stefano Arvedi che Quindi ha passato sembra diverse ore. sì, Tra l'altro sì. stiamo parlando di uno che di tiro da fuori se ne intende non poco. Sembrava Gianni Minà che diceva c'eravamo io, Arvedi, Boccalato nella palestra Rocky a 40 Roberts gradi. a Memphis. Va bene, scusate, cerchiamo di tornare seri. Ci torniamo seri Eboy perché Bodin anticipa sì. e va ad appoggiare il canestro del -7. Un po' in difficoltà adesso Conegliano, ma ci pensa Marton a subire fallo. Martone ha fatto 2 finte con la coda dei capelli che girava a destra e a sinistra. Se la coda girava a destra, Marton girava a sinistra e così Ha fatto voltare anche il pubblico Esatto. in tribuna. E adesso va a sfruttare un blocco proprio di Daidone. Cambio difensivo, poteva sparare un passaggio dentro. E infatti vogliamo cercare Daidone. Spalle a canestro contro Hajimi, invece no, la palla prende un'altra strada. Boccalato va a pressare chiunque, anche il custode della palestra. E questo pallone recuperato ancora una volta è anche un po' suo. D'altra parte non ci pensa un attimo. Amabiglia! Sembrava Drazen Petrovic. Sì. Poteva fare anche l'aeroplano tornando in difesa in questa situazione. cosa ha fatto Boccalato qui? Stava ancora per rubare palla. È veramente, come direbbe la Jalapas, ostica e anche agnostica oggi. Di là un blocco al limite da parte di Eboy Bodin contro Marton, che non è proprio l'ultima arrivata. Perché comunque nonostante diciamo l'asfaltata si alza come se niente Si è fosse. rialzata come uno di Vero. quei bicchieri della Chicco dei bambini che Esatto. hanno il peso sotto, li ributti giù e ritornano subito in piedi. E così Fabri vuole diventare nonno forse in questa fase allora, che richiama queste
questi prego. ricordi di gioventù. Bel raddoppio sul pick and roll, ne esce altrettanto bene l'attacco di San Bonifacio, però poi Dell'Olio non riesce a chiudere con il suo tiro in fade away jumper e quindi Antonello a supera metà campo. Amabiglia, attacco 0. Malbascia va ad attaccare l'area, poi apre per Boccalato dai 3 punti. È sfortunata ancora una volta, ma si lotta. Meggi Zanardo ha cercato il numero con Dell'Olio, poi il numero invece lo fa Boccalato, che va a recuperare la palla a niente po' di meno che a Ramon. Oggi non si passa dalle parti del numero 9. D'altra parte Eboy Bodin non ci sta. Esatto. Ancora 0, intanto salutiamo anche Francesco Coco, l'arciere di Gorizia, che ci sta seguendo. Malbascia va a prendersi un tiro, c'era probabilmente un contatto non sì, fischiato. Dall'altra parte un altro contatto non fischiato di Boccalato. Buono l'attacco di San Bonifacio, va a chiudere Agimi. Buonissima azione di San Bonifacio, che ha saputo girare la palla in maniera veramente veloce, nonostante il gran lavoro che sta facendo BFC in difesa, quindi Sì. grande onore a coach Tomei, che ha veramente lavorato moltissimo sulla fluidità di gioco. Ancora Amabiglia, leggermente storto il suo tiro. Intanto bene qui San Bonifacio, che prova a giocare l'azione d'attacco, che viene fermata con un fallo. È fallo di Giorgia Zanardo. Primo fallo per lei. Ed è un buon fallo, perché buon comunque c'era un vantaggio per San Bonifacio in questa azione in transizione, ed è stata una buona idea fermare il gioco. È il secondo fallo di squadra. 2 minuti e 33 alla fine di questo terzo quarto, 2 falli a 2, quindi pochissimi falli. Gli arbitri stanno scegliendo un metro che, diciamo, permette un certo livello di contatti, comunque stanno arbitrando in maniera molto equilibrata. Adesso sbaglia Jimmy da 3, rimbalza ancora il Boccalato, le soffia la palla Manola, e Bogdanovic che è scatenata in questo momento. E poi è buono il fallo di Sponchiado, molto intelligente, se ne accusa subito, ma ha praticamente evitato un canestro sicuro, una situazione di 3 contro 1. Grande esperienza di Sponchiado. Sì, dall'alto dei suoi 18 anni, 19 forse. 19 dai. Forse 19. Siamo nell'anno dei 19. Rientra Daidone, esce a prendere una boccata di ossigeno Boccalato. Quindi una boccalata boccalata. di ossigeno. Vabbè, questa ci abbiamo messo un anno e mezzo a coniarla, Fabri. Mi sembra quasi strano. Intanto Palla Tonnara, vagata, giusto, la Fabri? classica Tonnara, e nella Tonnara proprio Sponchiado, che era nell'angolo opposto del campo, si tuffa e arriva a mettere le mani sulla palla. La freccia è per Conegliano ed entrano in campo anche le Sarah Girls ad asciugare. sì. - 34-42, 2 minuti alla fine del terzo quarto. Sponchiado con la palla. Daidone esce, finta il tiro da 3, poi va a fare un Eurostep, guadagnarsi un fallo, ha rischiato anche di segnare il canestro. Anche in questo bello, caso. Bello. È stata molto convincente nella sua finta di tiro da fuori, e poi è andata ad attaccare benissimo il canestro. Io non lo so come sia possibile, ma ti giuro che ero convinto che la palla sarebbe stata scaricata. Quindi, nonostante l'abbiamo vista da questa postazione, veramente una finta pazzesca. 2 su 2 liberi senza sfiorare neanche il ferro. Altra ottima partita di Gemma Daidone. Molto forte anche in difesa
spalle a canestro contro il Boy Bodin. Palla recuperata per Conegliano. Però Fabri Poi si è fatta male, non ai limiti, ma oltre i limiti di Zanardo. A terra purtroppo De Marchi. Giustamente il pubblico chiede di fermare la partita. Si è fatta male Sofia De Marchi. Effettivamente il blocco di Zanardo era probabilmente falloso perché si è spostata ad andare a cercare il corpo dell'avversaria. Magari sicuramente non per fare male Giorgia, ma no, beh, è chiaro che su questo non c'è alcun dubbio, però appunto l'intervento è stato duro e infatti la giocatrice di San Bonifacio entra in campo anche il medico. Sì. Salutiamo il medico, dottoressa Gaudenzi. Neurologa in questo caso. Esatto. Infatti Fabri, sono un po' sorpreso che non ci abbia ancora chiamato per uno studio clinico a me. Insomma, è una cosa che mi sorprende. Si rialza fortunatamente Sofia De Marchi. Sofia De Marchi, 3 punti a referto, ma autrice di una partita comunque molto molto importante, una giocatrice veramente fondamentale per le geometrie di coach Tomei. Speriamo che il colpo accusato insomma sia assorbibile velocemente. Dall'altra parte appunto in una situazione di power play con una giocatrice in più perché De Marchi era casciata a terra e né gli arbitri né le giocatrici in campo se ne erano accorte. Conegliano aveva segnato con Malbascia. Adesso buon recupero da palla da parte di Conegliano, ancora su Malbascia che scambia con Sponchiado. Sponchiado prova a vedere se riesce a liberarsi per un passaggio su Amabiglia. Amabiglia cerca spazio, prende fallo, quarto fallo di squadra per Vittoria San Bonifacio, sarà rimessa laterale per Conegliano. È molto aggressiva anche San Bonifacio in questo frangente. Conegliano ne esce guadagnando un fallo che tra l'altro è il quarto e quindi esaurisce il bonus la squadra ospite. Adesso però ancora difficoltà a fare la rimessa, riceve Daidone che va a servire Zanardo e poi Malbascia addirittura dei 3 punti dall'angolo, non colpisce il ferro. La palla è per San Bonifacio che ha 34 secondi, scusi, che ha 50 secondi alla fine di questo terzo quarto, quindi proverà a usare i 24 secondi per costruire una buona azione in attacco, ma è buonissima l'intensità di BFC in difesa, riesce comunque ancora a tenere palla San Bonifacio, a liberarsi per un buon tiro, il rimbalzo è per Conegliano e c'è Giorgia Zanardo che lo deposita nelle mani di Marta Sponchiado. Sì, 23 secondi alla fine del quarto, probabilmente 7-8 secondi di differenza sul cronometro dei 24, quindi Conegliano non giocherà fino alla fine ma sta giocando un attacco lungo ovviamente. Ottimo il passaggio di Daidone e poi Zanardo non controlla perfettamente ma poi va a tirare e a segnare con un ottimo tiro rovesciato da metà campo quasi e Piani non segna. 48-34 per il BFC che ha scavato un piccolo solco di vantaggio nei confronti delle giocatrici di coach Tomei in questo terzo quarto. Sì, allora diamo un attimo la linea ai nostri sponsor e vi aspettiamo qui per il quarto quarto e la votazione dell'MVP.
Riprendiamo la linea qui al Palla BFC, 48 BFC, 34 vittorie San Bonifacio per il quarto periodo, un terzo periodo che quindi ha visto BFC allungare un po' su la squadra ospite. BFC ha sfruttato molto bene un gran lavoro in difesa fatto a 360 gradi ed in particolare da Rossana Boccalato. Dall'altra parte comunque San Bonifacio è una squadra che non molla mai. Ebbene però il raddoppio difensivo sul pick and roll, molto aggressiva Malbash a uscire in aiuto sul blocco e Conegliano si guadagna una palla recuperata, iniziando bene anche questo quarto. Sponchiato con la palla, aggressiva Peretti in difesa, Daidone fuori dai 3 punti addirittura, non controlla Malbash, poi recupera, poi serve addirittura Zanardo, poi Sponchiato dai 3 punti che è la sua specialità, ma sbaglia Daidone, onnipresente, rimbalzo in attacco, tiro, fallo, 2 tiri liberi per Gemma Daidone. Quanto è importante il lavoro di Gemma sotto canestro, veramente. Lei mette in campo un'energia incredibile, è presente dappertutto, sporca palloni, difende, attacca. D'altra parte questo tipo di atteggiamento che ha in partita è quello che lei costruisce in ogni allenamento, lavorando sempre con questo tipo di atteggiamento qua. Lo dico sottovoce, Fabri ha anche fatto un po' pace con i tiri liberi. Diciamolo davvero sottovoce, ma dopo la partita soprattutto di Pordenone, in cui aveva avuto una media abbastanza bassa, ma vedi anche lì lei lavora tantissimo anche sul tiro, anche per conto proprio, cioè è una ragazza veramente con una dedizione incredibile. Dedizione e passione che sono le cifre di Steph Curry. Ricordiamo che l'MVP di questa partita si aggiudicherà la biografia di Steph Curry, scritta da Dario Costa, offerta dalla libreria Tra le righe di Conegliano. Amabiglia che serve Malbash, che va a segnare da sotto. Bravissima Claudia Amabiglia a servire Sara Malbash, è molto brava anche Sara a tenere il pallone alto e con un movimento unico ad appoggiare al ferro. Adesso anche un'ottima uscita difensiva, poi recupera Zanardo. Molto bene la difesa coneglianese oggi, molto bene. 5-2-34, 8-23 alla fine della partita. Daidone spalle a canestro, finta il tiro, attacca, va a incrociare, sbaglia da sotto ma ha lavorato molto bene, di fronte aveva comunque Veronica Dell'Olio. Esatto, quindi difficile venirne fuori di Fabri, ma che bene che ha lavorato con un movimento elegantissimo sotto canestro. Adesso addirittura triplicata Dell'Olio e Amabiglia le strappa la palla dalle mani e poi riesce anche a servire allora, sotto canestro Zanardo per il più 20 a 7,48 alla fine. Fermi tutti, qua Claudia ha fatto una cosa pazzesca, perché stava per lanciare una compagna che però era stata subito marcata ed è riuscita dall'altra parte del campo a vedere Giorgia Zanardo libera. Un passaggio tra l'altro libera ma non liberissima, perché il passaggio sì, non era semplicissimo. No, esatto, cioè, un coefficiente di difficoltà del passaggio importante, ma un coraggio e una lucidità nel trovare questa giocata molto molto interessante. Sta crescendo molto Claudia, non solo appunto come finalizzatrice nel tiro dalla lunga distanza, che magari è la cifra tecnica per la quale la conosciamo tutti, ma anche come intuizione, apertura di gioco, passaggi decisivi, giochi a due, insomma Fabrizio, certo. Da quel poco che ho imparato di basket grazie al fatto di commentare le partite con te, vedo veramente un'evoluzione di questa giocatrice molto interessante. No, hai assolutamente ragione, soprattutto sul fatto di imparare perché commenti le partite con me. No, dico, al di là di scherzi, è molto ma molto efficace in attacco, anche nella costruzione del gioco, nel passare la palla, ma e poi anche in difesa sta lavorando
davvero forte Claudia, l'ultimo pallone recuperato, ma tantissime altre situazioni in cui è andata a chiudere, è andata a ruotare, è stata aggressiva sulla palla, che poi è stato quello secondo me che ha fatto davvero la differenza questa sera per il BFC, una intensità difensiva che nelle prime partite non abbiamo avuto. Ah sì. Che poi ti consente ovviamente di andare in attacco molto più sereno, molto più fluido. E ancora pressione a tutto campo per coach Minicleri. Fabri, adesso sono 20 punti di differenza tra le due squadre, però obiettivamente non è che San Bonifacio da neopromossa sia una squadra che non sia attrezzata per questa categoria. Ha fatto un ottimo inizio di campionato, ha 4 punti, ha già affrontato delle squadre parecchio toste e ha saputo comunque rimanere sempre in partita. Anche zona per San Bonifacio, sbaglia Boccalato, ma c'è Magic Zanardo che va a prendersi un rimbalzo in attacco. E quando parli di attenzione in difesa, di solidità, di concentrazione, Giorgia Zanardo viene fuori anche lei sempre con una grande concretezza. Beh sì, d'altra parte ha costruito tutta una carriera su queste sue caratteristiche. Vediamo calcare i campi da decine, da lustri e lustri, e quindi con tutta la sua esperienza ovviamente ci fa vedere come può essere efficace andando a rimbalzo in attacco, mettendo pressione sulla palla, andando a fare dei blocchi molto decisi, andando a rubare la palla dalle mani delle attaccanti. 54 a 34 a 7 e 13 dalla fine. Vi chiediamo ancora di dare il vostro voto per la miglior giocatrice della partita, che si aggiudicherà il libro Gioia e Rivoluzione, biografia di Steph Curry, offerto dalla libreria Tra le righe di Conegliano. Quindi ragazzi, continuate a mandarci messaggi qui dagli spalti, ci stanno arrivando i primi pizzini con i suggerimenti. Sui canali social stanno arrivando altri commenti, sulla chat di YouTube per ora non stanno arrivando indicazioni, ma insomma è il momento di scatenarsi e indicarci chi secondo voi si merita di portarsi a casa questo libro. Intanto finali dagli altri campi. A Muggia Marghera vince addirittura 88 a 42 e Sistema Rosa va a vincere addirittura a Bolzano 61 a 53. Assoluta parità invece a Casarsa 47-47 contro Schio, ma siamo ancora nel terzo quarto. Da campo di Conegliano invece si è vista un'entrata di Boccalato che non è riuscita a trovare la coordinazione per trovare il canestro. Sul rimbalzo di Dall'Olio ha speso fallo Marta Sponchiado. Sono un fallo di squadra per BFC in questo quarto, 2 falli per San Bonifacio. Adesso servono Dell'Olio, ma ancora una volta Malbaja va a metterci una mano. Scadono i 24 secondi. Palla recuperata per Conegliano. Aveva trovato la coordinazione per una tabellata all'ultimo secondo la squadra di Veronese, ma il tempo era già scaduto e adesso è Gemma Daidone che esce a respirare un po'. Ottima partita la sua. Entra la giovane Elena Lazzari, altra giocatrice molto concreta, nonostante la giovane età ha le idee sempre ben chiare. Zona ancora per San Bonifacio, proprio Lazzari dai 3 punti, non ci pensa un attimo, con l'aiuto dell'amico Tabellone insacca la bomba. Allora cara Elena, non puoi che scegliere la pasticceria preferita per portare le paste al primo allenamento, perché la tabellata chiama paste non dichiarata. Perché quali sono i metodi per dichiararla, Fabrizio? Cioè che cosa è considerato chiamata di tabellata? Beh, di solito diciamo che difficilmente la si dichiara prima giocando a basket, e quindi è sempre non dichiarata e quindi sono sempre paste. Esce anche Magic Zanardo, entra nella partita Livia Torazza.
D'altra parte Pusceddu dai 3 punti che sbaglia. Era un buon tiro questo per Pusceddu, che aveva trovato anche una buona coordinazione, la palla però è lunga, adesso è Marta Sponchiado che è gravata di 4 falli a portare avanti il gioco di BFC, scarica su Livia Torazza, Livia di nuovo su Marta, Marta a Boccalato ancora per Sponchiado libera Lazzari che finta da 3, ma purtroppo muove un po' troppo il piede e l'infrazione di passi è piuttosto evidente. Sì, l'arbitro Libralesso non ha nessuna esitazione nel fischiare i passi. Adesso esce dalla partita Sara Malbascia, che ha fatto una gran partita anche lei, e rientra Emma Daidone. Ci stanno arrivando un bel po' di voti, Fabri. Abbiamo 3 giocatrici praticamente allo stesso livello come possibili papabili MVP. Continuate a scriverci perché ce la giochiamo proprio sul filo di lana. Ovviamente non possiamo dirvi nominativi per non influenzare il vostro voto, ma Però Shinigami dice che ci saluta e dice forza BFC, ci potrebbe dare anche qualche suggerimento, così come ce lo possono dare anche io, Luisa Ancheno, Gianni Boccalato e Valerio Gasparini, tutti collegati e messaggianti. Sponchiado lasciata colpevolmente libera dai 3 punti, non è una buona idea. Non è una buona idea, no, perché Marta è letale nel tiro da 3 punti. Ha un 1 su 2 per lei oggi. Dall'altra parte corre bene Vittoria San Bonifacio, che seppur in questo momento di difficoltà, se non altro sta cercando la strada del canestro e sta facendo gravare Conegliano di qualche fallo, ma sono ancora solo 4, quindi ancora non è bonus, è bonus da questo momento in poi per Conegliano, però i tiri liberi per San Bonifacio ci sono. Segna il primo. Segna anche il secondo Pusceddu. Anna Pusceddu, anche lei la ricordiamo a Belvedere Trento. Dall'altra parte non esita Lazzari, sbaglia dai 3 punti. Adesso è Piani a sfidare, non era Piani scusate, ma era Aquilini. Intanto buonissimo passaggio di Lazzari su Daidone, che però è in quel secondo dopo e non riesce a liberare un tiro agevole. Abbassa il volume, scusate, c'è un bimbo qui vicino che fa un po' troppo rumore. Non è contenta del cambio sicuramente Elena Lazzari. Che lo dimostra in maniera abbastanza plateale. Chiaramente vuole minuti perché è in fiducia. Adesso è Sponchiado a portare sulla palla. Ancora zona per Sambo. E ancora Daidone che va a tirare da sotto. Recupera Boccalato, però poi è più veloce Pusceddu. Campo aperto, Aquilini che serve Zampieri. E poi sotto canestro è Franco a subire il fallo. Saranno 2 tiri liberi per lei. Ed è coach Minincleri che vuole parlarci sopra sul 60-39 a 4:11 dalla fine della partita. Un time out in campo e un time out anche per noi.
Riprendiamo la linea 4 minuti e 11 alla fine della partita, che vede BFC piuttosto in vantaggio contro Vittoria San Bonifacio, 60 BFC, 39 Vittoria San Bonifacio, le quali adesso riprendono la via del campo e incredibilmente risentiamo anche il nostro organetto NBA, che era da un po' che non lo sentivamo. Allora, 2 liberi per Vittoria San Bonifacio. Il secondo tiro per la squadra veronese. No. Rimessa ancora per Sambo, palla a Franco, poi un'altra palla sporcata da Boccalato, un'altra palla recuperata di fatto da Boccalato. Con la palla Sponchiado, zona di Sambo, Sponchiado per Torazza che va a attaccare, poi apre per Boccalato, Daidone, Ostan da 3 punti, Ostan sbaglia, si lotta a rimbalzo, ne esce Sambo, poi va in contropiede molto bene, sbaglia da sotto però Zampieri, Boccalato con la palla. Ottimo contropiede però di San Bonifacio. Torazza con la palla, serve Daidone, ancora Boccalato per Sponchiado, Boccalato dal gomito, può tirare, si lotta a rimbalzo, ne esce Ostan, ancora un attacco per Conegliano, Sponchiado, chiedono di giocare, 8 secondi alla fine sull'orologio dei 24, bisogna tirare e scade il tempo, ma mancano 2 minuti e 55, Conegliano sul più 20, 60-40, ma sul cubo del cambio Veronica Antonello. Ma Silvia Ostan purtroppo si era chiusa in una zona del campo dove difficilmente poteva rivitalizzare il gioco, il cronometro è chiaramente implacabile e quindi aveva reso piuttosto disagevole questa azione di Conegliano. D'altra parte invece ottimo tiro per San Bonifacio, ferro e poi tabellone, quindi fuori. 60 Conegliano, 40 Vittoria San Bonifacio, Ross Boccalato che gioca con Veronica Antonello e Veronica Antonello ancora in versione playmaker. Palla persa ancora per Conegliano, contropiede San Bonifacio. La partita è piuttosto scesa di intensità in questa fase finale. Sì, diciamo che si stanno forse un po' rilassando le giocatrici in maglia bianco-blu. Sì. Ecco, forse ci sta anche dopo una partita comunque giocata a livelli molto alti anche di concentrazione. Torazza dall'angolo che sbaglia dai 3 metri, subito Sambo in velocità, poi chiude bene la difesa coneglianese, tiro dall'angolo, ancora uno spigo, e poi Conegliano in attacco. Antonello per Silvia Ostan, per Daidone. Antonello gira bene la palla Conegliano adesso e Boccalato la mette dai 3 punti, manda anche gli occhi al cielo dicendo finalmente. Sì, perché sono punti comunque che danno anche ossigeno appunto a una giocatrice che l'anno scorso ha veramente spaccato il campionato per quanto riguarda Conegliano. Forse ha trovato qualche difficoltà in più nelle prime partite, certi automatismi non le venivano proprio bene come magari si aspettava, ma lei
sappiamo da professionista qual è, non ha mai mollato, insomma in questa partita si sta prendendo qualche soddisfazione dal punto di vista del punteggio, se l'è preso anche nella scorsa a dire la verità. Certo, e quindi l'applauso per lei, coach Minincleri rimanda in campo Malbascia e le garantisce appunto l'applauso del pubblico, meritatissimo. Adesso un po' di contatti non fischiati, anche gli arbitri si stanno rilassando probabilmente. No, non si rilassano perché fischiano non so cosa. C'è stato un problema probabilmente con l'orologio Ok. che si è spento perché Qualcuno ha schiacciato il bottone e non è stato Francesco, mio figlio, è stato Francesco che è qua. che è qui. Però Che- Silvia Ostan va prontamente a riaccendere Ah sì. e l'applauso anche meritatissimo per Emma Daidone, che ha giocato una grande partita questa sera, Io credo Fabri che l'abbiamo anche chiamata Gemma. ma in realtà è il suo nickname Gemma, Ok. per quello la chiamiamo Gemma ogni tanto. Perde la palla Antonello, recupera in qualche modo Malbascia, la Beh, freccia un dice che per recupero Conegliano. importante perché appunto Conegliano l'aveva praticamente buttata nella spazzatura, ma Sono 2 secondi alla fine sul cronometro dei 24. vediamo che cosa possiamo fare in 2 secondi. Tira Malbascia, ovviamente non aveva grandi possibilità, recupera Torazza, avremo ancora 24 secondi. Diciamo che la partita a questo punto potrebbe anche essere finita. Mamma mia, cosa aveva Antonello fatto sbaglia da Antonello. sotto. Ha provato a far girare la palla con uno spin sul tabellone. Poi va anche a cercare di recuperare. 30 secondi alla fine della partita. Ottima la rotazione di Silvia Ostan. Poi ci si tuffa per recuperare la palla. Era probabilmente fuori Vabbè, dal campo, ma ci sta. ok dai, la sta per partita finire. è praticamente finita, Fabri. Con un E fallo. Zanardo va a guadagnarsi un fallo, ma è solo il secondo fallo per San Bonifacio. 11 secondi e 5 dalla fine. Votate perché manca pochissimo ovviamente. Sì. Ricordiamo che alla fine della partita verrà premiata appunto la miglior giocatrice con il libro Gioia e Rivoluzione, biografia di Steph Curry, offerto dalla libreria Tra le righe di Conegliano, ma verrà anche premiata la squadra avversaria nella persona del coach ospite con una bottiglia di Magnum di Prosecco di OCG della ditta Buzz Wine, sponsor dell'iniziativa. 3 secondi alla fine, 63-42. Dobbiamo solo far passare questi 3 secondi. Io Fabri sto facendo somme su somme, ma insomma Bomba di direi- Malbascia che non entra. direi che l'MVP ce l'abbiamo, adesso ve lo sveleremo. Dateci tra qualche poco, minuto tra per poco. contare gli ultimi voti arrivati. Allora, ricordiamo il pubblico da casa che adesso diamo lo spazio agli sponsor, ma non staccatevi dalla diretta perché avremo MVP e un'intervista anche a coach Tomei.
Ci fanno segno che siamo in diretta. Allora bene, siamo qui con Mr. Tomei, perché no, è una vecchia storia, però insomma avresti tutte le ragioni per insultarmi. Siamo qui con Coach Tomei. Coach, ti regaliamo una bottiglia di Buzz Wine, omaggio che diamo a tutti gli allenatori della squadra avversaria. Oggi siete venuti da Verona con l'idea di giocarvi la partita, avete tenuto 2 tempi, poi vi siete scontrati con una Conegliano ostica in difesa. Qualche commento da parte tua? Non posso fare altro che fare i complimenti a Conegliano, perché ci hanno impedito di giocare come volevamo e non siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa. Responsabilità totalmente mia, perché le ragazze erano perse, quindi dobbiamo, niente, come si dice in questi casi, testa bassa e lavorare. Comunque brave loro, hanno preparato bene la partita e noi abbiamo subito l'energia che oggi sembrava non avessimo. Allora coach, sicuramente noi insomma sappiamo quanto importante è stato il tuo apporto in passato per la crescita del movimento del basket femminile conegliano, e per noi è sempre un piacere averti qui ospite. Ti doniamo anche una maglietta. Allora, questa maglietta rappresenta per noi un importante progetto, è un progetto come Basket Femminile sosteniamo di un'associazione che si occupa di istruzione e avviamento al lavoro in Congo, e noi qui ci stiamo costruendo anche una squadra di basket femminile, e quindi diciamo, anche se oggi la trasferta per voi è stata un po' amara, vogliamo comunque strapparvi la promessa che riuscirete a sostenerci anche in questo progetto. Assolutamente sì, e complimenti per tutte queste cose che fate, che sono fondamentali. Poi si vince o si perde, oggi è toccato a voi, è importante vincere, però sono ancora più importanti queste cose, quindi complimenti ancora. Grazie coach, alla prossima. Adesso diamo la parola a Rossana, MVP di oggi. Allora Ross, complimenti, oggi tantissimo lavoro in difesa, a un certo punto sembrava non passasse più nessuno. Allora, grazie, no, finalmente abbiamo fatto una partita alla nostra altezza. Sapevamo che era una squadra difficile, l'avevamo studiata bene. Il punteggio non è veritiero perché 20 punti di differenza non ci stanno. E i complimenti, i meriti ce li prendiamo perché obiettivamente siamo state brave. Questo è solo l'inizio, sabato abbiamo Marghera tosta, però penso che stiamo sulla strada giusta. Assolutamente, partita tostissima. Oggi noi ti regaliamo un libro che è importante, di un altro personaggio molto tosto, che con tanto lavoro e dedizione è arrivato a diventare un grande giocatore di basket, un vero e proprio game changer. E quindi speriamo appunto che tu lo possa leggere e anche far girare in tutta la squadra. Però se apri, oltre alla dedica nostra che troverai, c'è anche un altro messaggio importante. Oggi abbiamo avuto qui ospiti al TVT Onlus, che sta costruendo una scuola in Tibet, e quindi un altro grande messaggio sociale che BFC vuole dare. Quindi tieni questo segnalibro come anche segno di quanto importante è l'impronta che possiamo dare noi con il sociale. Allora Ross, grazie di tutto, un grande in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi. Complimenti. Grazie. Bene, con la premiazione di coach Tomei, con la bottiglia di Magnum DOCG offerta dall'azienda Buzz Wine e anche con la maglietta dell'associazione Costruisci un Sorriso, che ricordiamo BFC supporta nella sua iniziativa appunto di costruire una squadra di basket in Congo, e quindi con la premiazione di Rossana Boccalato come MVP, che ha vinto quindi il libro Gioia e Rivoluzione, biografia di Steph Curry, offerto dalla libreria Tra le Righe. Noi vi diamo appuntamento non a sabato prossimo, in cui comunque BFC giocherà a Marghera, partita difficilissima e interessantissima, sabato 15-11 alle 20:45. Poi BFC sarà ancora in trasferta a Muggia la settimana dopo, sabato 22 novembre alle ore 18,
e tornerà a giocare in casa, e vi aspettiamo tutti ovviamente qui in palestra o collegati, sabato 29/11 alle 18:45 contro la Polisportiva Casarsa di, tra le altre cose, Maddalena Moretto. Allora, su questa vittoria di basket femminile conegliano su Vittoria San Bonifacio per 63-42, Fabrizio Torazza e Federico Cais vi salutano e vi danno appuntamento ai prossimi appuntamenti, appunto.